Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Dopo esserci occupati per anni di tombe ricche di corredo, con elementi di cultura materiale affascinanti e che ci permettevano di raccontarvi i Longobardi attraverso i loro prodotti artigianali, oggi parliamo di due tombe molto particolari, con pochissimo corredo e dei morti deposti in maniera molto strana. Come sempre, bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina se non l'aveste fatto. Se volete supportare il nostro operato in maniera più concreta, trovate in descrizione come diventare Patreon o abbonati. Rimane sempre l'opzione di super grazie, ma soprattutto, mi raccomando, provate a spingere il video grazie al pulsante hype che trovate sotto il video stesso, dove ci sono i tre puntini, se non lo state guardando durante la premiere. Potete tra l'altro usarlo fino a 3 volte, mi dicono altri iscritti al canale. Veniamo all'argomento di oggi, ma anche al perché lo stiamo per trattare. Durante questa settimana, fra Udine e Cividale, avrà luogo il convegno annuale del SAMI, la Società degli Archeologi Medievisti Italiani. All'interno di questo convegno, in coda a questo convegno, venerdì sera, dentro il Museo Archeologico Nazionale, che ospiterà i lavori del convegno stesso nella mattinata di venerdì, si terrà una serata in onore e memoria di Marco Salvador, autore della tetralogia de Il Longobardo, autore locale della Destra Tagliamento, scomparso qualche anno fa e già nostro ospite ad Anno Domini 568, l'evento che abbiamo realizzato per diversi anni col Museo Archeologico, appunto. All'interno di questo ricordo prenderà la parola la direttrice del museo, Angela Borzacconi, Marco Valenti, professore di archeologia medievale a Siena, Federico Marazzi, professore a sua volta, in questo caso all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e prenderò la parola anch'io in quanto rappresentante della Fara. Prenderemo spunto da alcune letture dei brani più sintomatici dell'amore per la storia longobarda che Marco aveva travasato nei suoi testi, e da qui poi porteremo avanti alcune brevi discussioni su aspetti peculiari. Trovate il programma nella community qui sul canale e io mi occuperò degli abiti longobardi e di un passaggio che collega appunto il primo romanzo, Il Longobardo, all'Historia Langobardorum e alla nostra interpretazione ricostruttiva. Riflettendo su questo tema, mi è capitato di riprendere in mano alcuni articoli e alcuni saggi, in particolare relativi a delle tombe specifiche che abbiamo ricostruito negli anni. La tomba 56 della Ferrovia e la tomba 40 che non abbiamo ancora terminato. Ecco che proprio nel contesto della necropoli della Ferrovia, accanto a corredi bellissimi come quello appunto della 40 o utilissimi a livello narrativo di evoluzione del costume come quello della 56, si ritrovano due tombe, la 28 e la 38, estremamente peculiari per la posizione degli inumati, cioè per come i corpi dei defunti siano stati posti nella tomba. Essendoci fra le autrici di questo articolo anche la stessa Angela Borzacconi, che potrete ascoltare venerdì, mi è venuto in mente di darvene un assaggio, un piccolo riassunto. Trovate in descrizione il titolo dell'articolo vero e proprio, con tutte le sue osservazioni archeologiche e quelle antropologiche, tafonomiche, delle antropologhe che hanno studiato i resti di questi inumati. Quindi, se siete curiosi, alla fine di questo video andate a cercarvi la pubblicazione, tutta dedicata peraltro alle sepolture anomale, con questo bellissimo articolo. La necropoli della Ferrovia è una necropoli che è stata reindagata nel 2012, quindi per i tempi dell'archeologia italiana, soprattutto per i tempi fra lo scavo e l'esposizione, è una necropoli piuttosto recente, tanto che solo 2 tombe sono state mostrate al pubblico. Ma si attende nel prossimo futuro, nel riallestimento che il museo sta per subire, anche uno spazio espositivo per questa meravigliosa necropoli già nota in realtà dal passato, ma reindagata in maniera più estesa durante la realizzazione della nuova stazione ferroviaria proprio di Cividale del Friuli. La necropoli è una necropoli di nuova creazione, cioè costituita dai Longobardi al loro arrivo a Cividale.
Non è cioè una di quelle necropoli in cui i Longobardi subentrano all'uso funerario magari delle popolazioni autoctone, e sembra abbracciare un periodo che va dall'arrivo dei Longobardi alla fine del VI agli inizi dell'VIII secolo. In particolare i due inumati che ci interessano sembrano far riferimento per posizione all'interno della necropoli e per alcuni aspetti probabilmente alla prima generazione immigrata. Stiamo parlando quindi dei Longobardi più Longobardi, dei primi arrivati, di quelli che si fermano nel primo ducato, nella prima capitale, e che però per qualche motivo hanno più sfortuna degli altri. Se fino ad oggi vi abbiamo raccontato di meravigliose spade in pseudo-damasco, di cinture geminate, di gioielli preziosi, di fibule S, di fibule a staffa, questi due inumati in realtà hanno pochissimo. Nel caso della tomba 28 abbiamo una punta di lancia, alcune punte di freccia, nel caso della 38 un coltellino e degli elementi forse relativi a una cintura in bronzo, mentre la 28 in effetti aveva, se non sbaglio, anche una fibbietta in ferro di cintura. Quello che le rende peculiari è appunto la posizione del morto. Le illustrazioni che vedrete sono tratte dall'articolo, ma noi le abbiamo perché sono state realizzate originariamente dal nostro Dodo, Damiano Avoledo, membro della Fara, che all'epoca della pubblicazione aveva collaborato appunto con le autrici per un'illustrazione artistica che restituisse l'interpretazione dei resti ossei. Noi vi mostriamo l'interpretazione artistica, che è più comprensibile per chi magari non abbia particolare familiarità con le foto di scavo. Partiamo dal primo caso, la tomba 28. Stiamo parlando di un uomo giovane, fra i 19 e i 25 anni, sepolto in una fossa in realtà non da solo, c'era la presenza anche di un subadulto di 4-5 anni e di una donna, con pochi elementi di corredo, parlavamo della punta di lancia, della punta di frecce, della cintura, e allo stesso modo anche per la donna troviamo solo un vago di collana, se non ricordo male, ma che è peculiare per la sua posizione. Il corpo, infatti, viene deposto con le gambe piegate, quindi polpacci contro le cosce, le mani, gli avambracci ripiegati sulle gambe e probabilmente, poi diremo perché probabilmente, il capo chino in avanti col mento sullo sterno, una posizione che potremmo definire quasi fetale, che non ha nulla a che vedere con lo standard delle sepolture longobarde, che normalmente sono supine con il capo a occidente e più spesso solitarie, anche se esistono tombe multiple. In particolare il dubbio sulla posizione del cranio deriva dal fatto che è stato ritrovato storto rispetto all'angolazione del resto del corpo, a indicare questo insieme al movimento di altre ossa che probabilmente la tomba deve essere stata disturbata in antico. Già in una fase successiva in cui cioè i leganti fra le ossa e i tendoni avevano ceduto e con la movimentazione il cranio semplicemente era rotolato sul fondo della fossa e poi per qualche motivo era stato rimesso a posto. Questa cura nel riposizionare il corpo fa pensare che fossimo di fronte non a un tentativo di furto bello e buono, ma probabilmente a una tradizione che in effetti anche in altri contesti appare saltuariamente trasparire nel contesto funerario longobardo, cioè quello di asportare degli oggetti simbolici da una tomba della generazione precedente per essere riassorbita nei corredi di una generazione successiva. Questo potrebbe essere successo a quest'uomo. Ma questa posizione così strana sembra quasi indicare che le gambe dell'inumato erano legate, chiuse quindi ginocchia su polpacci su cosce e forse legate. Questa peculiarità diventa ancora più interessante e sospetta se andiamo a guardare il caso della tomba 38. Qui siamo di fronte a un uomo più avanti con l'età, fra i 40 e i 50 anni, che viene trovato in una posizione ancora più peculiare. Non fisso al centro della tomba, ma appoggiato a uno dei suoi bordi, con i piedi all'altezza del capo, come cioè se fosse stato, per usare una metafora in slang comune, piegato come uno startup. La posizione di questo corpo e la posizione dell'altro hanno fatto propendere le antropologhe e le archeologhe per un'interpretazione legata al fatto che queste tombe specifiche
facessero parte di morti avvenute altrove, cioè di morti che non avevano potuto subire e adempiere a tutti gli obblighi sociali di una morte naturale in un contesto urbano. Cioè non si era potuto preparare il corpo, non si era potuto preparare la fossa nel modo adeguato, non si era potuto deporlo nei modi e nei tempi corretti, ma si era voluto comunque andare a recuperare la salma e seppellirla probabilmente nel più breve tempo possibile. Le due interpretazioni legate alle diverse posizioni lasciano intuire che, ad esempio, il primo corpo, la tomba 28, con quelle gambe forse legate, fosse stato posizionato magari sulla schiena di un cavallo o di un mulo per essere trasportato, senza avere le gambe a penzoloni. L'altra posizione, quella ancora più strana, quella della tomba 38, con i piedi alla stessa altezza del capo e solo sostanzialmente il sedere appoggiato sul fondo della fossa, fosse stato contenuto in qualcosa di deperibile, in un contenitore in materiale deperibile. Le antropologhe e le archeologhe si spingono a ipotizzare la presenza di un sacco e quindi il trasporto del defunto nel sacco. Vista l'angolo di piegatura, ma questa è una mia suggestione, potrebbe essere benissimo stata anche una gerla, più robusta e più facile da trasportare, perché parliamo comunque di un uomo adulto. In particolare quest'ultima tomba, la 38, quella del sacco gerla, sembra che sia stata depositata in fretta e furia. Infatti, anche ponendo il sedere dell'inumato come centro della deposizione, questo non viene posto al centro della fossa, ma sul bordo, con i piedi appoggiati sul bordo della fossa, quasi che si volesse seppellirlo in fretta e furia. Ora, qui possiamo parlare solo di congetture, chiaramente, ma immaginiamoci il trasporto da un luogo di media distanza, con tempi e modalità non ideali, visto il modo in cui sono stati poi sepolti. In un'epoca senza refrigerazione, possiamo immaginare che la sepoltura dovesse essere effettuata in fretta e furia per motivi anche igienici e di decoro. Cosa ci raccontano queste tombe così anomale? Ci raccontano che la coesione di una società passa, come sempre, attraverso la sutura di quella che è la sua più costante lacerazione, la morte dei suoi membri. E se nelle morti più normali, quelle che potevano seguire l'iter funerario tradizionale, con la deposizione dei corredi, i banchetti funerari, anche in base al censo ovviamente ben inteso, ecco, se in quel caso la ricucitura di questo strappo nel tessuto sociale avveniva secondo i tempi e i modi di quella società, della società longobarda, in questi due casi così estremi nella loro rappresentazione, probabilmente quello che ha spinto le persone a seppellire comunque questi corpi, sebbene in fretta e furia, sebbene in maniera non regolamentare e non aderente ai costumi della loro gente, era proprio il tentativo di ricucire questo strappo, tanto per la società in senso lato, cioè per la fara di appartenenza e poi per la capitale ducale di Cividale, quanto, molto più probabilmente, per il nucleo familiare e di affetti a cui appartenevano. Speriamo di avervi incuriositi. Speriamo di avervi mostrato ancora una volta che questi nostri antenati longobardi non erano solo dei puzzoni trogloditi, ma soprattutto degli esseri umani come noi, con le nostre stesse complicate esistenze, ma complicate in maniera diversa. Se avete delle domande, ci trovate nei commenti e venerdì 12 settembre, ore 18, appuntamento nella sala convegni del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Alla prossima e mandi!